Io ragazzi, ormai mi aspetto di tutto. Mi aspetto veramente di tutto. Rido per non piangere. Rido per non piangere. La cosa del drammatico, secondo me. Come avrete saputo tutti, immagino, e come avrete letto dal titolo, Stefano Capozucca è stato licenziato o comunque esonerato, usiamo questo termine, dalla posizione di direttore sportivo del Cagliari. Quindi per la seconda volta Capozucca non sarà il direttore sportivo del Cagliari. Ci sarebbe un grandissimo discorso da fare, ma io incomincerei dicendo una cosa. Mi metto anche qui in piccolo per farvelo vedere. Guardate, nel ruolo zoom un pochetto perché io tengo tutto minuscolo. È il sesto direttore sportivo che si cambia nella gestione Giulini, perché come potete vedere si parte da Marrocco 1 luglio 2014 e poi mandato via il 25 maggio del 2015, passando poi per Capozucca, Rossi, Carli, Carta e di nuovo Capozucca. Andiamo a vedere poi gli allenatori in era Giulini, andiamo a vedere quanti sono. Partiamo da Zeman, 1, 2, 3, ricontiamo comunque il ritorno di Zeman, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 12 allenatori in 8 anni. Questa cosa ha veramente del ridicolo. Allora, io condivido un pensiero che ha espresso Nico nella chat della Castellius Crew, ovvero che se è stato mandato via Liverani è perché molto probabilmente non si aveva fiducia del suo operato fin dall'inizio e perché evidentemente, come ha molte volte fatto, come ha spesso fatto il nostro caro amico, amicone, amicissimo Giulini, si manda via, scusate c'era un pelo nel microfono, si manda via il direttore sportivo per non mandare via l'allenatore o per evitare di fare pubblica ammenda dicendo: ehi, questa persona ha sbagliato, io sono bravo perché l'ho mandato via. Sì, Giulini me lo immagino che parla così. Allora, io posso posso condividere il fatto di licenziare o comunque esonerare un direttore sportivo anche a campionato in corso. Posso condividerlo come cosa. Però mi devi dare una motivazione. Mi devi dare concretamente una motivazione, perché se tu mi vai a mandare via Capozucca e non mi mandi via Liverani ripetendo sempre la solita manfrina che secondo me non è tutta colpa sua, ok? Però se tu mi mandi via solo Capozucca non mi stai risolvendo il problema e non te lo stai risolvendo, specifichiamo. Non stai facendo assolutamente nulla. Cioè, mandare via soltanto Capozucca è una mossa totalmente inutile, perché ti porta conseguentemente a tenere ancora Liverani, che vuoi per i suoi motivi familiari, vuoi per qualsiasi altro motivo, non sta rendendo. Questo è sotto gli occhi di tutti. Faccio mea culpa, mi fustigo, quello che volete. Io all'inizio effettivamente un po' di gioco da parte di Liverani l'ho visto, però adesso stiamo andando allo scatafascio. Però ribadisco il concetto: che senso ha mandare via Capozucca se poi ti tieni Liverani? Domanda a cui sono curioso di sapere voi che risposta date, perché io sinceramente non riesco a trovarla. Per di più si vocifera che il prossimo DS magicamente
ce lo ritroviamo in casa. Perché chi vuoi che sia, se non ovviamente Muzzi? E a questo punto uno che è malpensante cosa fa? Capisce che Muzzi è arrivato in società con una carica inventatissima e messa lì tanto perché palesemente si sapeva che l'epilogo poi, per quanto riguarda il reparto direttore sportivo, sarebbe andato a finire così. Cioè è palesemente una cosa architettata. Secondo me è così. Poi probabilmente mi sbaglierò e me lo auguro. Però a pensar male si fa peccato, però molte volte ci si azzecca. Tra l'altro Muzzi è passato da essere un allenatore a poi a essere un dirigente, non si sa che, dentro al Cagliari, adesso addirittura passa a direttore sportivo. Io faccio molta fatica a digerire tutta questa situazione, perché secondo me è veramente dell'assurdo. Licenziare Capozucca, io ho sempre poi avuto molta stima nei confronti di Capozucca, tantissima, specialmente il primo anno di B e anche l'anno di A. Credo sia stato in quei 2 anni il migliore DS che abbia mai avuto il Cagliari, a mani bassissime. Bisogna vedere anche che tipo di metodologia di lavoro gli hanno potuto far fare, o meglio, in che condizioni lavorative ha effettivamente agito Capozucca? Anche quella è una domanda che mi pongo, perché credo sia sotto gli occhi di tutti che ormai l'ambiente Cagliari sia, non dico irrecuperabile, ma fortemente condizionato da chi gestisce il tutto. Purtroppo c'è questo problema. Ogni video che noi potremmo eventualmente fare, per quanto riguardi una partita, per quanto riguardi una vicenda come questa o una qualsiasi notizia di calciomercato, la cosa triste è che comunque si va a finire a parlare sempre della stessa cosa, e questo, perlomeno in me, fa aumentare il versamento di bile che ho già in corpo, perché è evidente dove e chi sia il problema, ma il fatto che non si sia mai risolto. Mai risolto. Io non spero che da adesso cambino le cose, anche perché non ci credo minimamente. Però mi auguro che nel minor tempo possibile anche i tifosi più convinti e più idolatranti di Giulini incomincino ad aprire gli occhi e capire che se una persona investe in un'azienda non lo fa perché è un benefattore. Lui da quell'azienda deve trarre profitto, quindi dovrebbe essere lui il primo a occuparsene seriamente di questa azienda. Però paradossalmente investe con la sua ditta, però non ne cura gli interessi. Questa non è fare presidenza. Questa è un'amministrazione controllata da chi è andato in carcere col 41 bis e c'ha delle aziende da gestire. Questa non è aziendalismo, non è il potere o saper gestire una società, in particolar modo calcistica, che ha delle attenzioni e una cassa di risonanza molto particolare. Non lo so. Sono molto curioso di sapere voi cosa ne pensate, fatemelo sapere qua sotto nei commenti, e detto questo ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.